Non c'è pace per il tram di Padova. Appena terminate le operazioni di ripristino della linea di alimentazione elettrica dopo il clamoroso incidente di lunedì sera alla Guizza, subito il serpentone blu ha dovuto fare i conti con un guasto tecnico verso l'ora di cena di mercoledì. Il convoglio è rimasto nuovamente bloccato per mezz'ora in zona Santa Croce all'altezza della fermata Diaz. Secondo una nota di Bus Italia si sarebbe trattato del malfunzionamento di una spia del mezzo. Il servizio era ripreso da poco dopo il deragliamento di lunedì notte che ha provocato il ferimento dell'autista e di 3 passeggeri. Intanto la commissione d'inchiesta composta da esperti del comune e del gruppo Ferrovie dello Stato italiane affiancherà i tecnici di Bus Italia Veneto nelle attività di indagine volte ad individuare le cause dell'uscita dalle rotaie. Nelle scorse ore, inoltre, anche l'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi, per conto del Ministero, ha già effettuato un sopralluogo a Padova. Palazzo Moroni, da parte sua, per bocca del sindaco Sergio Giordani e del suo vice Arturo Lorenzoni, hanno chiesto e ottenuto un incontro urgente con i vertici di Bus Italia Veneto. All'azienda il comune ha chiesto un'accurata indagine per capire le cause dell'evento da parte di esperti esterni e una relazione dettagliata sullo stato delle manutenzioni sulla linea SIR 1, con l'invito a continuare con la massima perizia l'attività di manutenzione ordinaria, informando in modo costante il comune. L'azienda di trasporti ha diramato nelle scorse ore un ordine di servizio a tutti i conducenti del tram in cui si spiega che per ragioni di sicurezza chi guida il mezzo non deve superare i 40 km orari. Un provvedimento, questo, già adottato nel maggio del 2017 dopo un altro deragliamento avvenuto all'Arcella.